fare il chavismo, madurismo, e sicuramente noi dobbiamo sicuramente esercitare giustizia giusta e non l'impunità che in tanti casi si sta offrendo. È indubbio che dobbiamo cose gravissime attaccare, nel senso è una corruzione talmente diffusa che se una persona vive in una favela e ha bisogno di cibo, trova nell'isolato di dove vive una signora o un uomo che è a capo della distribuzione delle scatole anche con alimento marcio, e se questo non va alla manifestazione, non mette la camicia rossa, non fa, gliela toglie. In più rubano qualcuna e poi la rivendono, cioè è molto difficile capire la situazione del Venezuela. Certamente non tutti gli esuli e non, diciamo, noi siamo un piccolo movimento, siamo 2500 persone sparse, che quelli che seguono il nostro blog e la nostra cosa, ma sì, certamente abbiamo 12 punti di come riformulare una repubblica, perché uno Stato che è stato integralmente distrutto, le istituzioni a livelli di corruzione che lei non ha idea. I poliziotti, per esempio, se un ragazzo vorrebbe sopravvivere perché entra, allora trova uno che gli dice: mi devi dare tanti dollari per darti l'uniforme, e questo per avere l'uniforme deve pagare all'altro, cioè sono catene verticali, orizzontali, cioè è un frattale di corruzione. Questo, se si capisce questo concetto, certamente che io non credo che Maduro venga sostituito per coloro che hanno vinto le elezioni di questo penultimo frode elettorale che c'è stata, ma sì che ancora manca un periodo di molta sangue e terrore, e magari non è Maduro a capo di questo periodo orribile, ma va a capo Diosdado Cabello, può essere, se no l'attuale ministro della difesa, Padrino Lopez. È una cosa, diciamo, come se fosse un pantano fetido, ma dal pantano fetido nasce il loto. Ed ecco, noi siamo piccoli, come ti dicevo, ma è da sempre, dal momento in cui quel signore Chavez, che io lo chiamo l'insepolto, giurò su una Costituzione moribonda, e tutto un congresso nazionale dell'attuale opposizione, noi Airesven, chiede la defenestrazione dell'intera classe politica del Venezuela in questi momenti. È scritto, ti dico, dal 2008, tieni il mio telefono, io volentieri anche ti mando frammenti di notizie di quelli che non escono da nessuna parte. Sono appassionata di Radio Libertà e ho la mia tessera della Lega. Signora, facciamo una bella cosa. Adesso noi andiamo fuori onda e io naturalmente cedo la linea a Giulio Cainarca. Giulio, se vuoi io posso restare ancora qualche minuto. No, vai tranquillo. Lei però lasci il suo numero di telefono in regia, che poi avremo modo di sentirci. Grazie. Grazie ancora. Dio lo benedica. Il mio Signore non solo benedica voi ciascuno e le vostre famiglie, la radio e tutto, anche il carissimo Matteo Salvini. Grazie. Viva il Venezuela libero e indipendente nella democrazia. Onda libera con Giulio Cainarca. Democratico, consciente, grazie, cosciente. Grazie. Grazie. Amen.